Eccoci. Benvenuti. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico, quindi siamo qualche minuto in ritardo, vogliate scusarci. Oggi siamo qua per una giornata assolutamente importante. Oggi iniziamo, insieme agli amici dell'Associazione Culturale Il Pungolo, una rassegna letteraria, la rassegna di primavera, tutta una serie di iniziative che purtroppo di questi tempi siamo obbligati ad effettuare esclusivamente in streaming, ma che continuiamo sì a cercare di fornire alla cittadinanza serramanese, ma a tutti coloro i quali abbiano in qualche modo interesse a seguirci. Oggi partiamo con una iniziativa dal titolo Le donne, l'anima della rinascita degli esuli istriani. È un modo per celebrare insieme a tutti voi la giornata internazionale dei diritti delle donne, che si celebra proprio quest'oggi. È un modo per definire e dichiarare ancora una volta l'assoluta centralità delle donne nella società e nel mondo contemporaneo, una centralità che troppo spesso viene messa in discussione, se non apertamente osteggiata, da una cultura di tipo patriarcale e misogino che troppo spesso prende il sopravvento. Basta leggere i giornali purtroppo per rendersi conto quanto ancora purtroppo le donne vengono viste da una certa tipologia di uomini come una loro proprietà. Basta leggere i giornali per comprendere quanto le donne abbiano incredibili difficoltà a inserirsi pienamente nel mondo del lavoro, nel mondo della cultura e nel mondo della politica. Questo genere di iniziative, queste occasioni devono assolutamente servire per continuare a discutere di questa condizione non assolutamente accettabile per quel che riguarda la posizione delle donne all'interno della società moderna. Oggi diamo un taglio particolare a questa giornata, parleremo di un periodo storico molto molto importante, delle vicissitudini di un popolo che troppo spesso è stata in qualche modo trattata con troppa superficialità, quando non addirittura con un tentativo di negazionismo. Stiamo parlando dell'esodo delle popolazioni giuliane, che verrà in qualche modo raccontato dalla signora scrittrice Marisa Brugna, coadiuvata dal direttore dell'Ecomuseo Egea di Fertilia, Mauro Manca. Innanzitutto tengo a lanciare un messaggio di amicizia e di affetto a tutta la comunità di Fertilia. Li abbraccio virtualmente e propongo e mi riprometto di promuovere in futuro tutta una serie di iniziative che possano in qualche modo permettere una più stretta conoscenza tra le nostre due comunità. Mi piacerebbe che i nostri studenti, quando sarà ovviamente possibile, quando questo periodo complicato terminerà, mi piacerebbe che i nostri studenti andassero a visitare il vostro ecomuseo e approfondissero in qualche modo la storia della vostra comunità, perché ritengo che sia una storia assolutamente da scoprire. Oggi, come stiamo prendendo questa abitudine qua, a Serramanna non si fanno mai le cose da soli, si cerca di collaborare, si cerca di trovare il modo di condividere queste belle esperienze culturali. Oltre al Pungolo, che è l'organizzatore di questo, abbiamo anche il CPA2 di Serramanna, rappresentato dal professor Andrea Cossu, che
questo evento. Il CPA2 è una realtà straordinaria di Serramanna che sta dando a tantissimi nostri concittadini, ma non solo, l'occasione di continuare il loro percorso formativo e la loro crescita culturale. Abbiamo con noi anche lo staff del Festival Letterario Internazionale Strangius, abbiamo con noi anche lo staff della pagina informativa serramannese a Serramanna. Cerchiamo, in altre parole, di condividere le esperienze culturali, facendo in modo che anche chi organizza non sia solo, ma che si possa confrontare con un gruppo di persone, di organismi che possano in qualche modo arricchire ogni iniziativa. Saluto anche un altro professore del CPA2 di Serramanna, il professor Pierpaolo Argiolas, che anche lui ci darà una mano a portare avanti questa serata. Grazie, complimenti per l'iniziativa. Penso di aver detto tutto, quindi lascio la parola alla presidentessa dell'Associazione Culturale Il Pungolo, Maria Grazia Cossu. Buonasera a tutti, benvenuti, un caloroso veramente benvenuto alla signora Marisa Brugna e al direttore dell'Ecomuseo Mauro Manca. Un saluto a Pierpaolo, voglio solamente rubarvi qualche minuto per spiegare appunto il motivo per cui abbiamo voluto iniziare con questo incontro. La nostra associazione si occupa da diversi anni di iniziative culturali importanti, particolarmente seguite. Celebriamo quasi sempre la giornata della memoria e anche la giornata della donna. È la prima volta che invece abbiamo l'occasione di ricordare invece la giornata appunto del ricordo e l'esperienza dell'esilio, insomma dell'esodo degli esuli istriani. Quindi veramente abbiamo voluto coniugare in questa serata questi due incontri fondamentali. Quindi siamo veramente molto molto lieti di avervi come nostri ospiti. Io ho letto con molta attenzione il suo bellissimo libro, signora Marisa. Anch'io sono un insegnante, come sono degli insegnanti Andrea e Pierpaolo. Quindi abbiamo veramente, io personalmente, ecco, ho apprezzato moltissimo il suo impegno, il suo lavoro anche per rendere giustizia, no? Alla memoria, per rendere giustizia alle numerose persone che lei ha nominato nel libro, a cominciare dalla sua famiglia, dalle tante donne importanti che l'hanno accompagnata in questi lunghi anni, no? Parlo soprattutto lunghi anni, mi riferisco soprattutto agli anni, come dire, del distacco dal suo paese, gli anni che l'hanno vista in Italia, no? Girare fra i vari campi profughi e poi l'arrivo finalmente a Fertilia, dove siamo stati lieti, insomma, che voi e la sua comunità abbiate trovato finalmente una nuova casa. Quindi è con questo spirito proprio di collaborazione, di conoscenza, soprattutto di stima reciproca, che ho letto il libro e ho letto anche tra le righe del libro. Quindi leggeremo nel corso dell'incontro anche qualcosa e la inviteremo soprattutto a condividere con noi le sue riflessioni. Quindi veramente un affettuosissimo benvenuto e passo subito la parola per la presentazione adesso ad Andrea. Grazie, sono qui, poi interverrò ancora. Grazie ancora. Grazie. Buonasera, anch'io permettetemi di dedicare 2 parole di ringraziamento ai nostri graditi relatori Marisa e Mauro, che hanno trascurato altri impegni personali per stare vicino a noi qui a Serramanna ad approfondire un argomento a cui teniamo molto, che, come ho avuto occasione di dire, era in programma già da qualche anno, solo che non avevamo ancora trovato la giusta condizione per celebrare questa importante giornata. Lo facciamo oggi. Ringrazio l'amministrazione comunale nella persona di Guido Garcangiu, che ci ha sostenuto in questa iniziativa. Porto il saluto del nostro preside, professor Alberto Basciu, che ha consentito di effettuare l'organizzazione della giornata. Saluto il Pungolo, saluto i miei colleghi e gli alunni e i corsisti che
sono molto interessati a queste iniziative e che ci accompagnano in tutte queste occasioni culturali. Quindi un abbraccio a tutti. Ecco, volevo partire con il racconto di Marisa Brugna, Memoria negata. Crescere in un centro raccolta profughi, un libro che sta giungendo ai 20 anni di età, ma è un libro sempre nuovissimo, perché ogni anno la signora Marisa è invitata a presentarlo in diverse località, non solo della Sardegna, ma anche del resto d'Italia. La signora Marisa conosce bene anche il nostro lavoro, perché lei è una maestra, adesso ha concluso la sua attività istituzionale, ma è comunque una maestra, perché è una nonna, ha dei figli che sono già cresciuti, però il tema educativo è sempre vivo, e quindi questo libro, che è scritto con una qualità narrativa molto alta, che trasmette una passione narrativa, ha proprio una funzione allo stesso tempo didattica e storica. Era necessario scrivere questo libro. Ce ne vuol parlare Marisa? Sì. Era necessario scrivere questo libro? Sì, sì. Sì. Mi sposto un po'. Sì. Buonasera, innanzitutto grazie per questo invito. Seramanna è una terra vergine per noi, non ci siamo ancora andati, e quindi è un'opportunità ottima che ci offrite, veramente di tutto cuore. Grazie al professore, grazie a tutti veramente di questa ospitalità. Sì, era necessario scriverlo, ho ricevuto i pungoli giusti. Mi ci stavo preparando da anni, fremevo già perché non si sapeva niente. Ad Alghero, a 6 chilometri da Fertiglia, ancora c'era qualcuno che non conosceva le vere motivazioni che avevano spinto questa massa di persone ad arrivare qui in Sardegna. E quindi ricevuti i pungoli giusti, mi sono detta forse è il caso che dia in pasto la mia vita agli altri al fine di raccontare la vera verità. E quindi tra lacrime e grandissime emozioni sono venuta giù come un fiume in piena, e il libro è stato accettato così, anzi avevo scritto anche di più, ma avrebbero voluto farne 2, ma non ero neanche sicura di pubblicare il primo, per cui non ho avuto fiducia e ho tagliato delle parti, quindi per stare nel numero previsto delle pagine e accettare il prezzo di copertina già proposto. E niente, un libro forse protetto dal cielo, è entrato subito nelle scuole, e ha avuto dei buoni consensi. Io non lo ritengo un'opera letteraria, perché i difetti ci sono, però è un libro che parla di verità, e soprattutto ha fatto conoscere la parte vissuta da molti, non da tutti fortunatamente, ma da molti esuli, la parte dei campi profughi. Molti scrittori bravi, storici, hanno raccontato i fatti bellici, post bellici, hanno parlato dell'esodo, ma scendere, entrare tra le coperte e ritrovarsi nei reticolati, chiusi dai reticolati, con un poliziotto di guardia, ritrovarsi in quella promiscuità, in quella povertà, rivivere tutto questo, ecco, ancora così, in modo così dettagliato non era stato fatto, e questa è stata la novità che ha fatto sì che il libro suscitasse dapprima curiosità, poi voglia di apprendimento, e quindi venisse anche accettato proprio come una testimonianza storica. Io
sono una persona modesta, proprio la modestia è un mio pregio, lo ritengo un mio pregio, però ho anche le mie punte di orgoglio, di sano orgoglio, quando ecco, capisco che ho fatto del bene, che veramente questo libro mi dà l'opportunità di riportare a galla, di sentire ancora ogni giorno, ogni volta che vengo invitata, di sentire il dovere di trasmettere la memoria e nel contempo di onorare non solo i nostri infoibati, ma anche tutti gli esuli, perché tutti abbiamo pagato un caro prezzo. Sì. Se volete voi fare delle domande... Sì. Io volevo aggiungere... Sì, tu... È bloccata la linea. L'esodo istriano è difficile da inquadrare e soprattutto da raccontare, perché è una pagina dolorosa della storia d'Italia, una vicenda complessa, poco conosciuta del nostro Novecento, ma la memoria è molto dolorosa, perché è affidata non a un monumento imponente, caratteristico che si possa riconoscere, ma è affidato invece alle umili, senza offesa, alle semplici testimonianze della vita quotidiana di quei 350.000 italiani che si sono coordinati dopo il 46, in particolare dopo il 47, per decidere che cosa fare del loro futuro, e hanno preso una scelta molto dolorosa. In più dico, come non apprezzare tutti quei silenzi che hai trovato nelle classi quando sei andata a presentare il libro, dei ragazzi che sono sempre un po' rumorosi, disattenti e che trovano le lezioni noiose. Appena cominci a raccontare il libro, ammutoliscono e ascoltano e poi fanno anche delle domande. Ecco, considerando la forza, la vitalità e la fantasia della gioventù, questo significa che riesci a trasportare una lezione che è storia dentro la storia nelle classi e di cui avranno un ricordo per tutta la vita gli studenti che ti hanno ascoltato. Quindi su questo sono perfettamente d'accordo con te e sono consapevole del grande valore del libro. Tra l'altro non avete abbandonato quei territori a cuor leggero, perché vi siete affidati anche ad una comunicazione, cioè le famiglie hanno comunicato se erano intenzione di rimanere o di allontanarsi, quindi è stata una scelta razionale, consapevole, di fronte ad un problema non di guerra ma di pace, come mi dicevi un'altra volta. Paradossalmente avete retto alle bombe della seconda guerra mondiale, ma poi il 10 febbraio 1947 gli accordi di Parigi stabiliscono che l'Italia, seppur si è dimostrata a metà del conflitto un paese che ha riconosciuto la storia, che ha riconosciuto il passaggio democratico di alcune nazioni impegnate nella guerra, vedi Francia, Inghilterra, Stati Uniti, eccetera, e però comunque era responsabile di aver attaccato, di aver lanciato la guerra agli altri paesi, e quindi doveva pagare dei costi. E quali sono questi costi? Rinunciare alla cittadinanza, alla padronanza di una fetta importante del territorio italiano, l'Istria, che per sua caratteristica e vocazione storica ha rappresentato quel glorioso mezzo millennio che si è originato dalla Repubblica di Venezia, che non dimentichiamoci che nel Medioevo era l'unico faro di cultura e di civiltà che c'era in Italia, perché le altre parti d'Italia erano molto depresse o erano arrogate in contrasti interni, pensiamo ai comuni a Firenze, eccetera, eccetera. E quindi eravate pienamente italiani, ma non italiani
allevati in una culla, ma italiani abituati a convivere con religioni diverse, con nazionalità diverse, dove i bambini sicuramente, io non lo so, ma i bambini delle elementari erano abituati a ridere sia per le battute in italiano che per quelle in istriano o in croato, eccetera, eccetera. Giusto? Ho interpretato sì, bene questo? Sì. sì. Quindi, genti abituati a vincere grandi sfide. Che cosa ha rappresentato, come dicevi tu, la pace, quella del 1947 per gli istriani? Per noi non è stata una liberazione avvenuta nel 1945 alla fine della guerra, per noi è iniziata l'occupazione jugoslava, quindi che già dal 1943 faceva sentire la sua pressione e causava molti infoibamenti. Molti si erano allontanati già soprattutto dalla città di Pola nel 1946, quando il 18 agosto erano scoppiate le mine che parevano sicure sulla spiaggia dove si svolgevano delle gare di nuoto. Fu la prima tragedia italiana che ancora oggi non ottiene il dovuto riconoscimento, il dovuto onore, causando circa un centinaio di morti. Quindi è la prima tragedia italiana di cui i nostri connazionali non sanno niente. Quindi tutta la città capì che quello era un messaggio per andare via, per essere costretti ad andare via. Col trattato di pace poi è chiaro che si allontanarono tutti, il mio paesino si svuotò quasi del tutto. Io piccola, a fine 48 avevo compiuto 6 anni e cercavo le mie amichette, non c'erano più, il paese era cambiato, nessuno cantava per le strade né nelle osterie. Per le strade si vedevano dei fuochi, bruciavano i libri e tutto era diverso, tutto era tetro. Il papà aveva provato a rimanere, era un contadino non ricco di famiglia, però ciò che possedeva l'aveva messo su, proprio costruito col suo lavoro. Aveva comprato una casa, aveva 4 campagne e provava a rimanere, anche perché nella sua totale ignoranza politica e buona fede pensava che l'Italia avrebbe fatto di tutto per riprendere in mano questo trattato e riappropriarsi di quelle terre che erano state sempre italiane. E quindi provò a rimanere, doveva subire dei soprusi, c'era paura perché già 13 persone erano sparite dal paese, 13 uomini, doveva dare metà del suo raccolto, ma soprattutto io ho dei ricordi di un'inquietudine, direi anche paura tremenda, quando il papà tornava dai campi. La sua prima occhiata era sul muro, sulla parete, dove mamma appendeva la fotografia cartacea di Tito. Era il nostro padrone, era obbligo onorarlo e tenerlo caro. E il papà prendeva questa fotografia e, bestemmiando in croato, la gettava a terra. Certo non la cartocciava perché anche lui sapeva che la fotografia doveva stare lì, era importante tenerla. E la mamma piangeva e lui alzava il pugno, era cattivo, aveva gli occhi, più che rabbia c'era odio, del vero odio proprio. Io vivevo male con questa tensione a casa. La mamma lo tacitava perché diceva ci può essere qualcuno fuori ad ascoltare. E una sera si fermò il carro davanti a casa, i muli rimasero lì fermi, ma papà non c'era. Per 2 o 3 giorni non tornò. La mamma si vestì già a lutto e c'era una disperazione completa. Poi invece il papà fu liberato da un cugino della mamma, quindi fortunatamente tornò a casa, ma successe un'altra cosa che fece sì che prendesse la decisione che cercava di non prendere, che cercava di non dover prendere.
questo cugino di mamma, lo avvertì di aver letto in un registro i nomi, dove c'erano scritti tutti i nomi dei ragazzi quindicenni, maschi o femmine che fossero, di coloro che erano obbligati al lavoro volontario. C'era anche il nome di mia sorella che nell'agosto del 48 aveva compiuto 15 anni. Sarebbe stata prelevata, avrebbe indossato abiti militareschi, bustina in testa, stella rossa, l'avrebbero portata a vivere nei capannoni, in promiscuità. Questi ragazzi venivano utilizzati per ricostruire strade, ferrovie, perché tutto doveva essere di tutti e tutti dovevano lavorare per il bene comune. Ma anche negli stabilimenti requisiti già ai nostri possidenti, che magari si erano già allontanati anni prima, prevedendo appunto di fare una brutta fine. E allora mio padre capì che non poteva cedere la propria figlia a un regime che parlava di uguaglianza, di fratellanza, ma intanto infoibava e prevedeva delle regole che tu non potevi accettare, perché non potevi neanche andare in chiesa, non eri libero di battezzare, di cresmare i tuoi figli, e non poteva annullare il suo passato di italiano, e allora optò la scelta, una scelta gravosa, ponderata per anni, e optare: vuoi rimanere qui? Diventi un cittadino croato e accetti tutto ciò che io ti impongo. Se no, vuoi rimanere italiano? Devi andare in esilio. In esilio significava andare nella madrepatria, quindi forse non era poi così male, forse era meglio effettivamente lasciare per il momento, lui credeva, lasciare tutto e andare. Quindi esuli in patria. Ricevette 3 tilichioni come tutti per imballare il mobilio, bisognava stare pronti, il visto poteva arrivare in qualsiasi momento. C'era però fino all'ultimo giorno il pericolo che non fosse per tutti questo visto, perché alcune persone furono fermate, soprattutto non certo per mio padre che era contadino, questo non sarebbe avvenuto, ma chi svolgeva un particolare mestiere di cui i croati non erano addentrati, come essere un tecnico specializzato o lavorare in qualche stabilimento, qualche macchina particolare. Anche il farista di Orsera non ottenne il visto perché era utile a loro, perché non avevano nessuno in grado di sostituirlo. Quindi fino all'ultimo non si era sicuri di partire, che lo stesso nucleo familiare potesse partire completo. Per noi appunto non fu così, riuscimmo a partire, era il febbraio del 49, la persona più felice del mondo ero io, una bambina che amava già l'avventura, che finalmente andava in questa Italia, tutti si andavano in Italia, ma perché non andavamo anche noi in Italia? E niente, salutai la mia nonna, contenta, e mi presero sotto le ascelle, mi misero in un peschereccio, c'erano anche altre persone, però la mia euforia si spense, iniziò il silenzio, quel silenzio che ho capito poi nel corso degli anni, diventando donna matura, un silenzio che ha coperto tutta questa nostra tragedia. È iniziata lì, su quella barca, guardando i miei genitori muti, abbracciati in piedi, che piangevano in silenzio e guardavano il loro paese che è diventato sempre più piccolo. E per loro è sparito per sempre. Poi sono arrivata a Trieste, la magnificenza della città mi ha riconquistata, ma mi sono ritrovata in un silos, nel silos, un grande camerone enorme che faceva parte di una costruzione a più piani. Lì subito, tra la promiscuità, il chiasso, odori nauseabondi,
Lì è stato il primo giorno del nostro esilio e il papà era disperato, mi disse che da grande me lo dirà quando inizierò a fare le mie domande di indagini, perché l'avevo visto fermo, seduto su una valigia di legno che lui aveva costruito, immobile, disperato, e non aiutava la mamma a portare i cavalletti di ferro, i tavoloni, i pagliericci di Gran Turco, no, era fermo, immobile. Lui che diceva sempre muovendosi, che il sole mangia le ore, non lavorava, non aveva voglia di far niente, non aiutava la mamma. Quindi da grande mi dirà che quel giorno proprio gli era crollato il mondo addosso, era disperato. Non aveva niente, c'era solo l'ignoto per lui. Aveva saputo che non ci volevano. Tornati indietro fascisti. La motonave toscana non aveva potuto attraccare a Venezia, il treno a Bologna non aveva potuto sostare e il latte che le crocerossine avevano preparato per i bambini era stato invece versato sui binari. Treno della vergogna, sì. Che ci avrebbero smistato in 109 campi profughi, quindi figuriamoci Sicilia, Sardegna, Puglia, nella bassa Italia, loro dicevano così, famiglie smembrate, la famiglia della sorella dove sarebbe stata, si sarebbero mai ritrovati. Avrebbe tanto voluto, mi ha detto quel giorno, in quelle ore, avere la possibilità di comprare una rivoltella e fare una strage, uccidere noi 2 figli e la moglie se stessa. Poi ovviamente il senso di responsabilità, aveva 3 donne a cui provvedere, il senso di responsabilità prese il sopravvento e cominciò a vivere da profugo. Ci mandarono per 4 mesi a Latina, una sorta di circo, e io capisco subito che ormai sono una bambina diversa, vivo in mezzo a questi tendoni plastificati. Mi confronto con un accampamento di zingari che è lì fuori, credo anch'io di essere una zingarella perché mi danno abiti che effettivamente erano di altre persone, o sono più grandi o più corti. Vado delle vasche a lavare, la mamma mi sgrida perché consumo il sapone è un bene prezioso, dobbiamo rimanere puliti perché io dico ma tanto siamo zingari anche noi. No, la mamma con veemenza mi dice no, noi siamo profughi. Non capisco perché lo dica con quel tono, quasi a volermi convincere che siamo diversi, che meritiamo di più. Poi chiediamo noi di andare a Marina di Carrara, al campo di Marina di Carrara, che a quanto si dice è molto grande, molto bello, in una zona bellissima, invece quello di Latina si trovava proprio tra le macerie di una vecchia caserma distrutta dalla guerra. Scendiamo alla fermata Paradiso e il mio cuore nuovamente si riempie di gioia e invece mi ritrovo, oggi 6 anni e mezzo, mi ritrovo a varcare un cancello, ancora non so leggere perché non vado a scuola, ma mi dicono che appunto lì in alto c'è scritto Centro Raccolta Profughi e sotto CRP. Quello sarà l'indirizzo, quello sarà la sigla appunto che mi troverò anche nei registri, in ogni documento. C'è un poliziotto di guardia e io dico ma se papà sei una guardia, sei una persona. No, mi dice questo però è il posto dove staremo noi che non abbiamo più. C'è un reticolato grande, alto, che chiude questi quattro enormi edifici. Pensate che si era anche in 2500, lì avveniva anche un ricambio un po' continuo, arriveranno poi quelli dalla Libia, c'erano i sinistrati che erano persone del posto che non avevano più casa in quanto distrutta dalla guerra. Marina di Carrara, quindi Alta Toscana,
e lì regnava il comunismo. E noi cosa potevamo essere? Noi che avevamo rifiutato il paradiso socialista, comunista di Tito, tutti fascisti. E le nostre ragazze belle, quando scendevamo alla fermata Paradiso, venivano, nessuno ci offendeva, però gli sguardi avevano accuse, avevano degli inviti, avevano dei sorrisi maliziosi verso queste nostre donne che sono state, hanno costituito la parte centrale proprio di questo, nel difendere la nostra identità, l'identità di noi che ci siamo trovati a essere, nostro malgrado, protagonisti di una diaspora. Queste nostre donne già emancipate nella loro indole, dalla crescita, che hanno con i loro atteggiamenti, con la loro voglia di libertà, col credere, avere fiducia in se stessa e credere nella libertà, nella voglia anche di sopravvivere, di essere il punto fermo della famiglia. Atteggiamenti moderni che suscitavano delle critiche, venivano anche considerate un po' frivole, oppure di sentimenti un po' leggeri, superflui. Invece parlare di una donna istriana significa proprio avere davanti una donna forte, indipendente, una donna anticipatrice delle istanze dei diritti, una donna che è ben consapevole di essere il cardine della salvezza del nucleo familiare, una donna che non si è mai lamentata, una donna che non ha istigato il proprio uomo, il proprio compagno a prendere una posizione forte, ferrea, una donna che, come ho detto prima, è stata proprio colei che ha tenuto a galla l'identità, perché appena potuto rinunciare, andando magari, lei che già era padrona di casa, andando magari a fare la serva, perché anche mia mamma l'ha fatto, ha saputo, quando ha potuto rinunciare a quel cibo che ci veniva offerto, dopo che ti mettevi in fila con una gammella, ha potuto riprendere a cucinare tra quelle coperte dove mangiavi, dormivi, cucinavi, studiavi in quei pochi metri quadrati, ha tenuto a galla, in vita le nostre tradizioni, riprendendo a cucinare i nostri cibi, facendo i nostri dolci, intanto canticchiava le nostre canzoni, allevavano i propri figli con le cantilene, e le battute, l'ironia era un collante che teneva unite tutte queste persone, e poi la voglia di festeggiare il carnevale, di addobbare i loro bambini, di farli crescere il più serenamente possibile. E proprio questa saldezza morale, questa armonia che c'era, pur in una grande sofferenza, che ha fatto sì che noi bambini crescessimo nel modo più sereno possibile, almeno in ciò che avveniva in queste stanze box. Donne esemplari che hanno saputo avere una generosità. Parlo delle donne perché oggi, ecco, la giornata della donna, sì, ti ringrazio per questo, sì. Proprio innalzare l'importanza grandiosa delle nostre madri, donne che hanno avuto una generosità talmente grande da rinunciare ai propri figli e lasciare che andassero nei collegi, innanzitutto perché potessero usufruire di un'alimentazione più adeguata. Questo è anche un punto fermo, perché ci siamo trovati anche a soffrire la fame. Eravamo in una povertà estrema, catapultati in una povertà estrema. E poi per dare la possibilità che studiassero
perché, modestia a parte, siamo veramente un'etnia intelligente, creativa, aperta, e tutte queste potenzialità sarebbero finite nel nulla. Invece con orgoglio possiamo dire che abbiamo contribuito alla rinascita dell'Italia, offrendo in tutti i settori delle personalità che si sono resi veramente partecipi del bene sociale, ma hanno lasciato un'impronta fenomenale. Io stessa, dopo essere caduta in 2 trappole, una in un collegio al cinema Sappada, dove ero stata mandata per essere protetta dalla tubercolosi, invece feci da capo espiatorio il sadismo di una direttrice che soffriva di una maternità non realizzata ed era cattiva con alcuni bambini. Quell'anno se l'ha prese con me, quindi ho una cicatrice qui, ho subito sfruttamento minorile, mi sono ammalata praticamente di anoressia, sono stata costretta a mangiare le lenticchie che avevo, la minestra di lenticchie che avevo vomitato nel piatto. Venivo isolata e mandata nel pollaio col mio piatto pieno davanti perché il cibo non scendeva. E poi, tornata in campo, ho saputo che la mia nonna, quella lasciata lì a Orsera, era morta. Mi sono affezionata a un signore anziano, uno del posto, che invece era un pedofilo e mi molestò. Era una vergogna allora. Ero già macchiata, ma assieme a me c'erano molte altre bambine che facevano parte del gruppo di cui lui si curava. I nostri genitori erano contenti perché una persona che godeva della loro fiducia, e invece no. E mio padre, che era un uomo eccezionale, fu l'unico a denunciarlo, quindi subì anche un processo che si svolse abbastanza in fretta, non ottenemmo giustizia. Quindi questi 2 fatti cominciarono un po' a mutare il mio carattere. Innanzitutto la mia infanzia, che fino allora era stata vivace, bella, ero un maschiaccio, giocavo molto, il gioco è stato salvifico. La mia infanzia stava finendo nel modo peggiore. Però in quinta, ecco, dato che amavo molto la lettura, ma mio padre, che mi parlava per metafore, invece non sapeva leggere, io avevo oculato il sogno di diventare maestra. Bisognava però sostenere l'esame d'ammissione, quindi frequentare, prendere delle lezioni private, ovviamente a casa no, non si può, non c'è la possibilità di mantenerti agli studi. E vicino a me c'era la bambina ricca e cattiva, che però fu il pungolo giusto. Quindi sì, lei, visto che mi invidiava quando la maestra leggeva i miei temi, lei sarebbe diventata maestra e io no. E quindi metteva, come si suol dire, il dito nella piaga e ogni giorno, tanto io diventerò maestra. E tu no, la cattiveria infantile che però fa tanto male. E niente, poi ecco, mi nascosi 12 giorni circa prima che si espletasse l'esame, mi nascosi tra i cespugli e piansi tanto, proprio pensando a quella mamma, la direttrice si faceva chiamare mamma, e a quel nonno, io lo chiamavo nonno, quel signore, e poi le mie spalle, ecco, la donna, la tempra, che c'era già nel mio DNA. Le mie spalle si alzarono e io capii che mi veniva negato un diritto allo studio, un diritto a continuare, un diritto a realizzare un mio sogno. Mi veniva negato a causa di quell'essere profuga, di quell'essere tanto povera. Però ero brava e vedevo chiaramente l'ingiustizia, perché la mia compagna di banco, ricca, invece
asinella, ma invece avrebbe sostenuto quell'esame. E scappai. Sfidai mio padre, sfidai tutti, passai attraverso il cancello di nascosto e andai a casa di una signorina, una delle donne più importanti della mia vita. In quel momento, dopo mia madre, è stata lei. Dopo la nonna, mia madre, è stata lei. La signorina mi aiutò, visto le mie capacità, mi aiutò gratuitamente, superai brillantemente l'esame e iniziai la mia carriera. Ecco, lì più ripenso, più dico sì, c'era già in me, come ho detto prima, questa tempra, questa voglia di giustizia, questa voglia che la verità venisse a galla. Io lì avevo dei meriti che dovevano essere riconosciuti e quindi iniziai la mia carriera. Poi intanto gli anni passavano e la sorte fu avversa per papà in modo particolare e poi si decise anche lui a venire in Sardegna. Non aveva dato adito alle circolari che erano già pervenute, si comunicava che qui in Sardegna erano state fatte delle bonifiche, che c'era stata una riforma agraria, avevano creato dei lotti di terreno che venivano assegnati. Facevano domande, ma lui no, in Sardegna, poi ci sono pregiudizi, no, per carità, terra di banditi, io non sono un carabiniere che si è comportato male, deve essere punito, e invece insomma, fece domanda, ottenne un lotto che anziché 4 ettari produttivi ne aveva 3 produttivi, però io finii la seconda magistrale e nel luglio del 1959, solo allora, giunsi a Fertilia. Sbarcai in un'isola e capii da subito che quest'isola che doveva essere un impedimento, perché l'isola in sé è circondata dal mare, quindi ti pone dei limiti alle volte che sembrano quasi insormontabili. Invece no, chi mi isolava di più era quel reticolato, era quel vuoto attorno, erano quegli sguardi che ti soppesavano, ti giudicavano, era quel fatto di scendere prima della fermata Paradiso per non sottostare a quegli sguardi, era quell'istrianità vissuta quasi come una colpa, racchiusa in un ghetto in cui eri cresciuta, in cui avevi attraversato, avevi lasciato la tua infanzia, la tua fanciullezza, i momenti più belli che dovrebbero costituire un bagaglio per il resto, un bagaglio a cui fare ricorso nei momenti difficili che poi la vita avrebbe riservato in quanto essere umano. Invece no, arrivavo in quest'isola che era il mio futuro. Qui avrei finito gli studi, qui avrei insegnato, qui avrei conosciuto l'amore, qui avrei messo su una famiglia, qui avrei avuto una vera casa. E quindi arrivavo contenta. E poi a Fertilia ho conosciuto quella libertà per cui mio padre si era deciso a lasciare tutto per offrirla prima a noi figli e poi alla moglie e poi a se stesso, che aveva già visto quell'antro della follia. Quella libertà che aveva un sapore amaro, sapeva più di non una vera prigionia, ma una ghettizzazione, una diversità che gli altri non apprezzavano, vissuta in quel CRP. Qui non c'era più reticolato, qui non c'era più quel poliziotto. Qui cantavano sotto i portici, parlavano il nostro dialetto, da ogni finestra, anche in campo, si uscivano i profumi
dei crauti, della iotta, dei nostri cibi tradizionali, però qui mi sono sentita veramente libera. E quella libertà proprio, ecco, cercata e aspettata per 10 anni e 4 mesi, dove trascorsi nel modo più brutto. E poi ho iniziato a insegnare, e poi ho conosciuto l'altro dono più bello che la Sardegna mi ha fatto, ho conosciuto mio marito, abbiamo avuto 3 figli, 2 femmine e un maschio, che sono il mio orgoglio, e questi figli mi hanno regalato 5 nipoti. Ho insegnato per 38 anni e poi aver scritto questo libro ha fatto sì che ancora io possa sentirmi veramente appagata, realizzata, al di là delle altre soddisfazioni e le varie sfide che ho dovuto affrontare, perché poi la vita ha riservato cose brutte anche a me, come ad ogni essere umano. E niente, poter ancora, sono 18 anni da quando il libro è stato pubblicato, sono 18 anni che io vado ancora, da buona figlia di contadini, a gettare semi nelle scuole, a gettare semi tra gli adulti, in Sardegna, come ha detto il professore, nel continente e anche all'estero, perché i circoli sardi mi hanno invitato varie volte anche in Svizzera, quindi ben venga, faccio ciò per cui quella bambina in quinta elementare osò scappare, osò compiere la sua prima fuga per riappropriarsi di un diritto che le veniva negato. Quindi ecco la mia fierezza di dire sono una donna istriana perché ho queste caratteristiche. Orsera è stata la mia culla e la mia tempra mi deriva da là. Alghero è stato Alghero, Fertiglia, Maristella, è stato il mio avvenire, il mio futuro. Quindi esule istriana, sarda di adozione, perché ormai dalla Sardegna non andrei più via. Per noi una grande felicità sta per questa ultima tua frase, perché per noi dopo questi racconti così toccanti, così forti, non ho parole. Volevo fare un accenno a una parte che tieni anche nel libro di quando poi ai tempi c'è la possibilità di fare la prima comunione, la cresima, di Don Francesco da Piran, che ha avuto una parte importante nella costruzione di quello che è oggi Fertiglia. Sì. Era la persona più informata sulla storia di Fertiglia, così ho sentito che è stato definito, anche sempre pronto a raccontare la forza di Fertiglia, che non è una borgata ma è una città di fondazione, era una vera e propria città, insieme a Maristella, dove è un altro punto all'interno del comune di Alghero, dove ci sono famiglie istriane lo stesso, sì. Parlaci un po' di Don Francesco, che ha avuto anche la forza di incontrare Gasperi, che si è dato particolarmente da fare in favore, e che era il parroco di Orsera prima ancora che di Fertiglia. Sì, Don Francesco era parroco di Orsera ed era stato allontanato proprio perché è anticomunista. E la vita, ecco, mi ha portato anche a congiungere questo cordoglio umbilicale, cioè Don Francesco a Orsera mi ha battezzato e poi ha celebrato anche il mio matrimonio a Fertiglia. È stata una figura valida, poi ve ne parlerà più ampiamente Mauro, però una cosa devo anche dire di Don Francesco. Quando io sono arrivata qua, quindi dovevo frequentare la
la terza magistrale. Da Maristella dovevo arrivare a per aspettare il pullman che mi avrebbe condotto a Sassari. Papà inizialmente mi accompagnava con la bicicletta, poi ne acquistammo un'altra di seconda mano, però durante la stagione invernale era veramente pesante fare la salita a piedi. Mi ricordo mi faceva mettere dei giornali sotto il cappotto per proteggermi dall'aria. Era pesante, però poi chiedemmo ospitalità alla famiglia Velli qui a Fertiglia. La signora Maglia era molto amica di mia mamma, quindi per i mesi più freddi vissi con la famiglia Velli e poi in primavera ripresi le mie pedalate in bicicletta. Arrivati in quarta, ecco, il problema posto anche a Don Francesco, il quale contattò con l'Istituto Mariano di Sassari appunto, affinché venissi accolta pagando una retta di 10.000 lire al mese. Non so quale fosse la retta completa, però ottenemmo senz'altro un buono sconto, per cui potei frequentare la quarta magistrale, essendo ospite dell'Istituto Mariano, e quindi fu un anno più sereno, meno faticoso, perché ricordo che nei mesi di maggio, quando dovevo fare una seduta particolare che c'è qua, arrivavo a casa stremata e non pranzavo neanche, tanto ero affaticata e quasi in fondo c'era anche il desiderio di mollare tutto, però non si poteva fare. Dopo aver fatto quella fuga famosa in campo profughi non si poteva mollare, bisognava arrivare al diploma e poi il concorso e poi tutto ciò che è avvenuto. Di Don Francesco vi parlerà di più Marco, perché ci ha vissuto di più. Io a Fertiglia poi in pratica ho vissuto fino al Natale, cioè da luglio a dicembre, perché poi ci siamo trasferiti subito a Maristella. Erano 62 casette in una landa isolata, non c'era verde, non c'era un po' di siepe, non c'era un po' di macchia mediterranea, niente, deserto assoluto. Però avevo una casa, avevo porte, finestre da spalancare e soprattutto il 24 dicembre del 1959 io ho compiuto 17 anni. Ho avuto un regalo bellissimo per una donna. Ho potuto girare una chiave in una porta del bagno. Ho potuto proteggere la mia intimità. Va bene. Grazie ancora per le parole toccanti. E prima di passare alle parole di Mauro Manca, vorremmo dedicare una paginetta del libro che è molto interessante e molto piacevole. E leggerà Maria Grazia la parte quasi finale del libro. Sì, un momento. Sì. Marisa, ho scelto la pagina dove tu ritorni per qualche giorno al tuo paese d'origine. Ripercorrendo nuovamente la mia strada, prima via Redenzione, ora via Grippa, mi sono attardata ad accarezzare il fragile legname dell'unica persiana superstite della mia casa. Quel legno è vero, è quello risalente alle mie origini, quello dove si posavano le mani della mamma o del papà, quando al buio serravano i scuri sull'intimità della loro famiglia. E ora si è intriso anche delle mie lacerazioni. Sono già le 13:30 e alle 14 un taxi mi porterà frettolosamente fino all'aeroporto di Ronchi. Mi scaricherà in territorio italiano. Partirò senza pranzare. Adesso non è importante farlo. Ora, in questi ultimi rotolanti minuti, urge riempirsi i polmoni della tua aria, Orsera, saturare gli occhi delle tue bellezze, beatificare l'animo dell'atmosfera attesa da una vita e ritrovata dopo un penoso esilio. Mi affretto ed ecco ancora l'affabile signora Maria,
Allora Marisa, ti sono in partenza? Ti capisco tutto, Picia? No, le dico, perché vado via senza aver ritrovato la casa di mia nonna, quella dove bambina mi recavo tanto spesso. Mi sorride bonariamente, mi invita a seguirla. Percorriamo qualche metro a ritroso e lei mi indica un selciato in discesa. Violento mi assale il batticuore. Vero, presente, torna il ricordo. Si fermi che vado da sola, supplico, e percorro con un velo agli occhi il dolce sentiero irto di ciottoli. Giro l'angolo a sinistra ed eccola lì la sua casetta. Dalla porta sembra uscire l'invito affettuoso a venire a prendere il prezioso pane, e non era l'unico bene che trovavo. Oh, con quanto trasporto ho abbracciato la signora che in un dono supremo poco prima della partenza mi aveva riconsegnato quella semplice dimora. Non potevo aver mantenuto vivo nel cuore un ricordo falso. Immersioni ed emersioni sono state sofferte ma paganti. Che cosa ha reso tanto Intanto si ferma il collegamento. Manca la connessione, come succede. È la magia della stella cadente, zigzagante nella limpidezza già scolorita del cielo, avvistata Maristella la sera precedente la partenza. Porto via con me alcuni ciottoli raccolti in Valle della Fontana. È un dono offertomi da un anziano pescatore, semplice ma gravoso di importanza. Un cavalluccio marino che un giorno è vissuto nelle acque verdi azzurre del tuo mare. Vorrei portare con me un isolotto, uno dei tuoi scenari damascati, protagonista esso stesso della tua bellezza, dove talvolta separarmi dal mondo, dove lasciarmi andare a una quiete pulsante di vitalità, in cui solo cedere al sogno, alla soavità degli attimi fuggenti, il dolce tormento di ciò che di inafferrato e inafferrabile ha attraversato la mia vita. Io volevo ricordare a tutto il nostro pubblico che il libro è disponibile in libreria da Enrico Gallus, quindi chiunque avesse il piacere di leggere questo bellissimo libro di Marisa appunto può trovarlo in libreria. Passo di nuovo la parola. Ancora complimenti Marisa, veramente commovente, in certi punti anche molto commovente. Grazie. Grazie Marisa, anche per il fatto che hai saputo unire il tema delicatissimo degli esuli a quello delle donne che essendo dedicata alla giornata di oggi ai diritti delle donne, alla giornata internazionale delle donne. Adesso cedo la parola a Mauro Manca che a Fertilia si occupa di una cooperativa Salomare e che a partire dal 2016 ha cercato anche di valorizzare il territorio locale e anche gli aspetti che permettono ad una comunità come quella di Fertilia di abbracciare tutti gli esuli istriani e anche i loro discendenti attraverso un museo particolare. Ricordo che ci sono dei monumenti splendidi come quelli del Ponte Romano, della Laguna Calic, che è una laguna molto bella che si trova a Fertilia, e quindi cedo la parola a Mauro Manca e quindi ascoltiamo direttamente da lui l'iniziativa che stanno mandando avanti. Grazie. Io vi ringrazio e ringrazio in particolare Andrea Cossu perché si vede che ha studiato in modo particolarmente attento. Mi ha colpito molto la tua, ti do del tuo, mi scuseranno sì. tutti quanti, la tua passione per questo argomento. Di telefonata in telefonata si percepiva quante scoperte avessi fatto di una vicenda che evidentemente, ma è così per te ma per tantissimi altri, ha ancora molto da far capire di sé. L'esodo
Giuliano Dalmata è una delle storie più difficili da raccontare del nostro dopoguerra. Le colorazioni politiche hanno impedito per 70 anni di consegnare una lettura storica dei fatti condivisa. Ancora oggi c'è chi continua a negare questi fatti in modo, come dire, anacronistico, passatemi il termine. Noi abbiamo un grande orgoglio, quello di essere figli della Sardegna, ma figli anche di una tradizione che è quella del nord-est dell'Italia, molto ricca culturalmente e soprattutto fatta di persone con una tempra diversa. La Sardegna è una terra accogliente e Fertilia in Sardegna rappresenta un unicum a livello mondiale. Io non so quanti di voi sappiano che Fertilia è un nucleo che ha accolto in modo fraterno ed estremamente proficuo almeno 7 etnie diverse, perché a Fertilia ci sono stati ovviamente i sardi locali, gli agheresi di origine catalana, poi sono arrivati i coloni ferraresi e del Polesine per le opere di bonifica negli anni 30. Alla fine della guerra sono arrivati gli esuli giuliano-dalmati, ma sono arrivati anche i rimpatriati dell'Africa, della Corsica, e poi ci sono altre influenze, ci sono persone che sono arrivate dalle coste balcaniche più basse, quindi anche dall'Albania. Ci sono anche persone che hanno deciso di vivere a Fertilia provenendo qua da tutto il mondo, quindi Fertilia rappresenta un rarissimo esempio di integrazione perfettamente riuscita, ed è partendo da questo che non è possibile parlare di Fertilia senza raccontare una storia fatta di valori forti, di lavoro, di dignità, di resilienza, di forza, nella quale le donne sono state sicuramente protagonisti principali. Io faccio parte di una cooperativa di giovani che hanno radici in questo territorio e che ha deciso nel tempo, partendo quasi con una sfida, di mettere in piedi un progetto che è diventato un progetto importantissimo. Dell'Ecomuseo Egea si parla ormai già in tutto il mondo e ancora non abbiamo aperto i battenti. Questo perché è una storia questa molto forte. Fertilia si può definire tranquillamente la capitale morale di quest'esodo, perché è l'unico posto nel mondo in cui gli esuli si sono trovati in una loro città. Hanno costituito una comunità istro-veneta al di fuori di quelle che erano le terre che hanno abbandonato, mentre in tutto il resto del mondo sono stati ospiti in modo più o meno periferico di comunità, sono stati messi nei campi profughi prima, in quartieri, in vie, si sono mescolati, ma una comunità di istro-veneti come Fertilia non esiste in nessuna parte del mondo. Ecco perché noi siamo qua orgogliosamente a raccontare questa storia. Abbiamo messo su questo ecomuseo. Perché ecomuseo? Perché gli uomini, le donne, i bambini sono parte integrante di questo sistema museale. Fertilia è un luogo le cui terre sono state modificate e bonificate dall'uomo, rese produttive, era una palude incolta. La realtà è diventata una realtà fiorente, una realtà agricola, una realtà turistica, e gli uomini hanno rappresentato l'elemento centrale in questa crescita di Fertilia, un elemento centrale che rimane ancora oggi forte all'interno di questa comunità. Una comunità, come hai detto tu, almeno quella giuliana, quella giuliano-dalmata, che è stata costruita da un uomo, Don Francesco da Pirano, un uomo che è stato una guida, un moderno Ulisse, come l'hanno definito i filmati dell'Istituto Luce del 48-49. Sì. Don Francesco è nativo di Rovigno, è stato parroco di Orsera, è scappato perché i parroci erano le prime vittime delle milizie di Tito, perché questa era la sorte di chi difendeva la cristianità e quindi l'italianità di quelle terre, come anche di chi occupava posti politici o chi vestiva una divisa, chi rappresentava in qualche modo lo Stato. Sono state le prime vittime. Le cifre degli infoibati parlano di 13-14 mila persone, in realtà sono molte di più, ma adesso vanno aggiunti quelli che sono stati
gettati in mare nel basso, nella zona soprattutto di Zara, nella Dalmazia, dove non c'erano le foibe, venivano presi, gli veniva legata una pietra sui piedi e venivano buttati dalla barca in mare. Quindi è stato uno sterminio che serviva a far scappare anche gli altri, quindi una pulizia etnica legata a fattori che non hanno niente a che fare con la politica, ma che hanno a che fare con fenomeni molto più crudi e molto più difficili da spiegare. Noi abbiamo raccolto per un testimone cercando di evitare di parlare di questo. Il nostro museo non vuole parlare di foibe e di assassini, di guerre e di altro, ma vuole raccontare quello che queste donne e questi uomini sono stati capaci di costruire dal giorno in cui hanno abbandonato queste terre. Perché queste vittime della pace, come sono state correttamente definite, si sono trovate a pagare con tutto ciò che avevano, a partire dalla loro dignità, quello che è il prezzo di una guerra persa da un'intera nazione che si è girata dall'altra parte all'indomani di questa sconfitta e ha dimenticato questi figli. Anzi, devo dire che la flebile pace fra DC e PC, che ha costituito l'embrione della nostra Repubblica Italiana, aveva paura che si risvegliassero istinti di altro tipo e che venissero magari a galla delle situazioni diverse da quelle che erano state descritte, da un lato, e dall'altro c'è questo spirito prettamente italiano di festeggiare sempre le vittorie anche quando le guerre si perdono. Noi festeggiamo il 25 aprile la liberazione, l'Italia ha quasi pensato che quella guerra l'avesse vinta, perché festeggiare la liberazione significa probabilmente dare dimostrazione di aver vinto la guerra, invece in realtà l'abbiamo persa, e quindi far parlare per chi di quella guerra aveva pagato il prezzo sarebbe stata un qualcosa di politicamente scorretto. Quindi arrivano 50 anni almeno di silenzio completo. Dopodiché si avvia un lento percorso di conoscenza che ancora oggi in taluni casi è osteggiato da visioni che però purtroppo fanno parte di quello che è il mondo in cui viviamo. Insomma, non si può per pochi negazionisti trarre conclusioni di maggiore entità. Noi quindi abbiamo voluto venire fuori da questa vicenda politicamente complessa e abbiamo creato un museo che parli appunto di luce, di vita, e mi permetto di far vedere la copertina di un magazine nel quale abbiamo riposto moltissima attenzione. Questa è una rivista che al suo interno porta numerosi articoli fatti c'è la parte del museo che andremo a realizzare, ci sono storie, racconti storici, ci sono documenti. Negli altri numeri si parlerà anche di personaggi che hanno costruito Fertilia, a partire da Don Francesco da Piran, una rivista in italiano e in inglese con un taglio giornalistico, quindi che si discosta dai libri di testo, dai documenti che sono più difficili da trasmettere, per dare a tutti una lettura di quello che è successo nell'ottica proprio di valorizzare quella che è la grande forza che hanno dimostrato queste persone. Noi con questo Exodus, che si può acquisire tramite il sito internet del nostro museo, il sito è ecomuseoegea.org, all'interno troverete quasi 30 gallerie fotografiche che sono state donate dalle varie famiglie, nelle quali si vedono dai bombardamenti di Zara alla prima fase di costruzione di Fertilia, a quella che è stata la vita di queste persone. Sono stati pionieri in tutto. Faccio un esempio brevissimo: la pesca subacquea in Sardegna negli anni 50 non esisteva. Loro, che già la praticavano nelle terre da cui sono venuti, hanno cominciato a costruire le maschere temperando il vetro col fuoco, utilizzando le camere d'aria di camion per la parte in gomma delle maschere, e hanno messo per primi gli occhi in acqua nel nostro mare di Sardegna. Tant'è che Paolo Curto, un cittadino di Fertilia che vive a Portocervo da anni, che nella sua vita è diventato fotografo subacqueo, ha lavorato con Vailati, con Cousteau, è stato inviato speciale di Mondo Sommerso, quindi una persona che ha girato il mondo,
ricorda che l'unico posto nel quale fu il primo uomo a entrare in acqua è stata la Sardegna ed in particolare la costa di Alghero, mentre ovunque fosse andato in giro per il mondo qualcuno prima di lui aveva visto quei luoghi e in quei luoghi lo aveva accompagnato. Quindi stiamo cercando di raccontare una storia a lieto fine, stiamo cercando di far emergere i valori che questa comunità ha saputo costruire, e sono valori di integrazione, valori molto moderni in un'epoca come questa in cui le migrazioni sono un fenomeno, quasi una piaga, sono il problema di questo secolo. Noi abbiamo spesso paragoni forse poco azzeccati, però comunque stiamo parlando di persone che dal niente sono chiamate a ricostruire la loro vita. Ecco, gli esuli giuliano-dalmati hanno dato una dimostrazione di come ci si può integrare col lavoro, con la dignità, con la responsabilità, mantenendo le proprie tradizioni, ma con grande rispetto nei confronti della terra che li ha accolti come di quella che li ha abbandonati. Questa è una vicenda che riteniamo abbia un grande valore dal punto di vista anche educazionale. I giovani oggi devono comprendere che nulla è scontato. I libri di testo e il percorso scolastico di Marisa è stata una conquista di una donna caparbia. Oggi ci sono giovani che si permettono di snobbare la scuola e di andare a scuola come se fosse una obbligatoria penitenza da passare negli anni. Invece solo lo studio garantisce la libertà, la cultura e garantisce il riscatto sociale e personale. Noi apriremo questo museo a partire, secondo quelli che sono i piani, poi insomma siamo sempre in un'epoca pandemica, quindi bisogna usare sempre le pinze. Il museo dovrebbe poter aprire ad aprile, anche se noi per giugno, per la metà di giugno, abbiamo programmato a Fertilia un evento proprio per ricordare Fertilia dei Giuliani e in particolare Don Francesco da Piran, che è stata la sua guida. Infatti il 15 di giugno è la data di nascita di Don Francesco, per cui mi farebbe veramente piacere se ci fosse con Serramanna, come con altre realtà, la possibilità di lavorare in modo sinergico, perché riteniamo che la nostra storia non sia altro che la storia emblematica di altre mille, sia soltanto un modo per far capire che non c'è nulla di scontato nella vita e che oggi più che mai ci si può trovare da un giorno all'altro a mettere in discussione tutto quello che era acquisito fino ad oggi. Ecco perché parlare con i giovani, parlare con le scuole, ma anche l'entusiasmo di Andrea che, ripeto, è stato coinvolgente, ci ha fatto capire che era giusto e doveroso essere qua per questa testimonianza, penso che sia un valore aggiunto importante. Permettetemi di salutare anche Gigi Piano, che al di là di tutti gli aspetti, lui fa politica, quindi salutare politici è sempre sconveniente, però anche Gigi, quando ha ricoperto incarichi istituzionali prima che politici, è stata una persona che ha immediatamente compreso e sposato questo progetto, dando a noi un'accoglienza e un calore umano di grande livello. Quindi mi fa piacere, come dire, poter essere qui con voi e poter dare questo piccolo contributo. Quello che vi chiedo è di seguirci, di starci vicini, perché noi abbiamo bisogno di voi almeno quanto voi avete bisogno, anzi forse più di quanto abbiate voi di noi. La rivista Exodus è un modo anche per contribuire in piccolo alla nascita di questo museo, quindi chi lo volesse acquistare non sta acquistando una pubblicazione che può essere sia in forma cartacea che in forma digitale, ma sta contribuendo nel piccolo a sostenere questa iniziativa che, vi garantisco, è un'iniziativa che sta assumendo una dimensione internazionale. Abbiamo già contatti con Canada, Stati Uniti, Australia, perché non so se lo sapete, ma 100.000 di quei 350.000 esuli giuliano-dalmati hanno poi dovuto subire un ulteriore esodo. Sono andati a ripopolare continenti lontani, molti sono morti lontanissimo. Noi abbiamo citato in questo numero di Exodus una storia magnifica, una storia di un insegnante, di un esule fiumano che ha fatto a Fertilia l'insegnante, che poi è andato in Canada, è diventato a Toronto un giornalista affermato, uno scrittore, che nel 1949 ha scritto al direttore della Nuova Sardegna per lanciare un allarme. Ha detto: quest'anno, vista un'ordinanza del prefetto di Sassari che impediva alle popolazioni della zona di fare donazioni agli esuli, sarà il primo Natale in cui i bambini
non hanno nemmeno un dono, perché anche in campo profughi qualcuno aveva donato loro piccoli giochi e piccole cose per Natale. Il 49 è stato l'unico anno nel quale lui ha detto i bambini hanno dovuto rinunciare a tutto perché questi esuli non hanno niente e se nessuno li può aiutare, immaginatevi voi quale può essere quale potrà essere il Natale che stanno trascorrendo. Quindi storie semplici dalle quali però emerge la forza di questo popolo, che non ha abbassato la testa ma ha preferito lanciare direttamente al maggior quotidiano sardo dell'epoca un appello affinché anche la dignità di questi bambini fosse salvata. Una popolazione che i nostri vecchi ci hanno dato questo, ci hanno dato la forza di sognare in grande, la forza di guardare avanti con grande rispetto per tutto ciò che ci stava attorno, per la natura, per l'ambiente, per la nostra cultura, per le nostre tradizioni, ma anche la dignità di sapere da dove siamo arrivati e dove vogliamo andare. Io vi ringrazio per questa opportunità che in qualche modo ci avete dato di testimoniare quello che è stato il valore in qualche modo delle nostre radici, perché di questo si tratta. Grazie. Sì. Abbiamo quasi concluso, però ci sono ancora alcuni aspetti che secondo me vale la pena toccare. Intanto volevo dire che sicuramente in Sardegna è l'unica ecomuseo che esiste ed è uno dei pochi in Italia, come ha già detto prima Mauro Manca. Vi dico anche che la normativa sul termine l'ecomuseo è riconosciuto e c'è anche una normativa giuridica che si sta aggiornando in questo senso. Sono dei musei diffusi, dove non è tanto importante la lunghezza delle gallerie con gli armadi e con i reperti dentro, ma la coniugazione tra la natura e i monumenti che vi si trovano. E la cittadinanza stessa che manda avanti il museo attraverso la sua spontaneità, la sua quotidianità, e la cittadinanza che si prende cura di un luogo per poterlo valorizzare. Volevo anche dire che nel pensiero dell'ecomuseo loro sono stati tra i primi, perché nel 2016 quando l'ecomuseo è stato pensato a Fertilia, non so, forse anche da prima, a Milano c'è stato un importantissimo convegno che viene definito la Carta di Cooperazione di Milano del 2016, che poi è nata una piattaforma internazionale, Drops, che racchiude tutte le esperienze e mette in rete tutti gli ecomusei del mondo, quindi una piattaforma importantissima, perché dà voce a quelle comunità schiacciate dalla storia, da incomprensioni, oppure tante bellezze naturali che non si conoscono. Ancora un'altra cosa, l'ecomuseo è nato dalla Guardate, si blocca hanno loro problemi di connessione. Collaborazione di tanti giovani che insieme è stata affidata a Mauro Rossetto, che ha un'estrema competenza in Italia. Pensate che è direttore del sistema museale di Lecco, del museo di Alessandro Manzoni, quindi una persona perfettamente adeguata a queste iniziative. E per modestia Mauro e Marisa non l'hanno neppure detto, ma la bambina con la valigia, quella graziosissima ragazza, bambina di appena 6 anni, che è l'icona nel mondo delle genti giuliane, che posa dietro l'arena di Pola, la fotografia che facevano tutti, perché era l'ultimo ricordo di una città che poi non avrebbero più potuto vedere. Andrea, anche il museo Mauro ha anche un filmato che parla di Egea. Chiedo un secondo, perché noi abbiamo ovviamente un direttore scientifico di altissimo livello, l'hai citato tu, abbiamo anche altri collaboratori di grandissima professionalità, perché i grandi progetti hanno bisogno di grandi uomini. Sarà importante anche quello che vedrete sotto il profilo digitale, la raccolta storica,
c'è la professoressa Morettin e tanti altri professionisti di altissimo profilo che ci stanno accompagnando in questo percorso. Anche la Regione Sardegna ci sta dando una grossa mano. Abbiamo ricevuto in questi giorni, una delibera di assegnazione di un immobile storico nel quale nascerà la biblioteca ed il museo. È stato presentato proprio il 10 febbraio un disegno di legge che speriamo venga tradotto in legge, speriamo che lo approvino tutti, perché quello che è importante è anche la qualità della presenza. Faccio un appello anche a Gigi in questo senso, per valorizzare le città di fondazione, quindi anche Fertilia e l'Esodo Giuliano Dalmata, ma quello che mi piace rilevare è proprio la figura di Egea. Egea rappresenta una bambina che non poteva avere colpe. Ha subito, quando aveva 4 anni e mezzo, l'infoibamento del padre. Il padre è scomparso, è stato prelevato dalle milizie dell'Ozna per un interrogatorio, non ha più fatto rientro a casa, probabilmente è stato infoibato la notte stessa, è fuggita con la madre. Peraltro il primo luogo d'approdo è stato Cagliari, dove già avevano dei parenti, dopodiché ha proseguito la sua vita a Rovereto. Ma Egea è una donna straordinaria, che ha delle qualità umane incredibili e che insieme a Marisa rappresentano il vero propulsore della nostra idea. Loro hanno messo a disposizione le loro qualità umane, la loro, anche la loro credibilità, e hanno sostenuto questo progetto in modo forte. Ecco perché ti ringrazio anche del filmato che so che avete prodotto con l'intervista ad Egea, che mi fa piacere riascoltare. Sì, grazie. Adesso procediamo col filmato. Sì. Intervista ad Egea alla posa della prima pietra all'Ecomuseo, sì, di Fertilia. Sta partendo. Egea Hafner, il simbolo di questo progetto che prende proprio il nome da lei. Cosa vuol dire tenere la memoria di momenti come questi? È una cosa veramente eccezionale, secondo me, importante. E poi io sono onorata che abbiano dato a questo ecomuseo il mio nome. Questo andrà avanti anche per i posteri di miei nipoti, quando verranno in Sardegna potranno dire: la mia nonna è stata qua, è stato dedicato un museo. Una cosa forse troppo grande per me, insomma. E naturalmente è un'iniziativa veramente lodevole, di una certa importanza, e si spera che raccolga un po' tutte le testimonianze di tutti quelli che sono esuli nel mondo. Ecco, questa è una cosa importante, diciamo. Di quel periodo è rimasta famosa soprattutto quella sua foto. Quando la rivede, cosa pensa? Dunque, quella foto è stata tirata fuori per caso, siccome dovevano fare al Museo della Guerra di Rovereto una mostra, e il direttore venne da noi a casa a cercare i documenti, oggetti, e lui tirò fuori da questa scatola di ricordi, diciamo, questa foto, e lì diventò il simbolo. Da allora hanno tutti usufruito diciamo, è stata un'icona, diciamo, del nostro esilio. Ecco. Esule Giuliana 30.001. 30.001. Cosa c'è dietro quel numero? Ecco, dunque, a dire la verità è stato lo zio un po' ha fatto una messa in scena, no? Ha preparato per fare sta foto, questa valigetta, l'ombrellino, e lui ha scritto Esule Giuliana col numero. Siccome a Pola c'erano circa 30.000 abitanti, forse prevedeva il nostro esilio, perché ormai si cominciava già ad andare via, allora ho messo 30.001 come esule. Questo è, insomma, io ci ricordo vivo ancora di quella foto.
stranamente, perché ho la memoria di elefante, nel senso che mi ricordo che cioè, prima di partire chiamarono questo fotografo che era un amico di mio nonno, perché tutti quelli che andavano via facevano la foto ricordo. Ecco, e così insomma. Cosa vuole dire alle nuove generazioni? Bisogna far presente anche delle scuole e nei libri che devono sapere quello che abbiamo passato, perché per tanti anni è rimasto nell'oblio, cioè nessuno ne parlava. È venuto fuori da poco, da pochi anni, con queste mostre, con queste conferenze. Poi vuol dire molto andare nelle scuole, parlare. Devono capire, perché questi giovani hanno tutto comodo, non sanno i sacrifici che abbiamo fatto noi, quello che abbiamo passato. In conclusione, lei ha con sé una medaglia oggi. Cosa vuol dire questa medaglia? Questa medaglia, sì, eccola qua, mi è stata conferita e pochi anni fa, che allora era il Presidente della Repubblica Ciampi, per la memoria del sacrificio che ha fatto mio padre, perché l'hanno portato via nel maggio, 4-5 maggio del 45, e sono venuti 2 titini, l'hanno prelevato e da allora non si è più saputo niente. È stato infolbato, l'hanno ammazzato, non si sa niente. Ne hanno fatti fuori 20.000 in quel periodo. E mio papà non aveva nessuna colpa. Forse l'unica colpa, siccome sapeva il tedesco, ogni tanto lo chiamavano al comando per le traduzioni, come interprete. Però tant'è vero che dicevano scondite Curtis, dice ma non ho fatto niente, perché infatti sono venuti a prenderlo tant'è vero che lui è uscito col vestito normale, ha chiesto mi metto qualcosa? No, è solo pura formalità, la riportiamo subito a casa. Ha detto sì, ha messo questa sciarpa al collo perché maggio era un po' freschetto. Dopo qualche giorno i miei videro questa sciarpa addosso un titino, ho cominciato a capire qua, brutta situazione. E in più la sorella di mio padre, andò per cercarlo, andò in bicicletta a Capodistria, a Trieste, però purtroppo è andato alla Croce Rossa, è andata ai comandi alleati per sapere, perché si pensava magari l'hanno messo in qualche campo di concentramento, non si sapeva niente, no? Perché sparivano le persone così, da un momento all'altro. E niente, non si seppe più nulla. Insomma, la medaglia è questo, almeno dello Stato ho ricevuto questo. Va bene, grazie. Adesso passa la parola al mio collega, professor Pierpaolo Argiolas, col quale abbiamo costruito questa iniziativa. Ci segue da Cagliari e poi ci sarà il saluto di Maria Grazia, parte dell'Associazione del Pungolo. Io intanto saluto il pubblico, ripeto i ringraziamenti e un caloroso abbraccio a Marisa e Mauro. State ancora con noi, che c'è Pierpaolo che farà il punto della situazione. Prego. Grazie Andrea, ringrazio tutti per la bella iniziativa. Parlo naturalmente, visto che ci sono anche degli alunni connessi, parlo anche, come dire, da docente di lettere e dico che naturalmente questa iniziativa, per quanto mi riguarda, coniuga tutti gli aspetti che normalmente approfondisco in classe e che vanno ovviamente dall'educazione civica alla storia tout court e anche agli aspetti letterari e narrativi, perché capisco e condivido, come dire, il punto di vista dell'autrice che sottolinea l'aspetto storico e quello della memoria e della testimonianza, ma devo dire che sia nella scrittura del libro sia nell'esposizione che ci ha dato oggi ha coniugato questi aspetti storici con quelli narrativi, e come funziona spesso a partire dai Promessi Sposi fino ad oggi, i medesimi contenuti veicolati da una storia che sia anche affascinante e coinvolgente funzionano sempre meglio. E quindi devo dire che, al di là della professione di modestia dell'autrice, devo dire che la dimensione narrativa secondo me è parte del successo del suo testo. E a questo punto, visto, come dire, che la dimensione narrativa riguarda la seconda parte del titolo, ero un po' curioso invece
per quanto riguarda la dimensione storica. Io ricordo sempre i miei studenti quando faccio, come dire, la suddivisione di scuola fra le fonti, che quando si tratta di eventi vicini a noi, le fonti cosiddette orali, cioè i testimoni diretti, ovviamente per ovvie questioni prima o poi vengono meno, e allora questi testi servono appunto a preservare la memoria in assenza dei testimoni diretti. Ma a questo punto ho una curiosità, perché il testo è del 2002 e precede di 2 anni la legge nazionale sull'istituzione della giornata del ricordo, che risponde naturalmente a un momento politico di un certo tipo e che sicuramente risarcisce un silenzio troppo duraturo. Ecco, la mia curiosità è questa. Il libro è del 2002 e si intitola Memoria negata. E in quel negata c'è ovviamente il riassunto di decenni di storiografia. Ecco, la mia curiosità è questa: se il libro venisse pubblicato oggi per la prima volta, manterrebbe lo stesso titolo? Cioè oggi c'è ancora lo stesso bisogno di sottolineare che allora era negata, o è un po' cambiato il clima? Grazie. No, io penso che il titolo sia azzeccato ancora oggi, perché si riferisce al periodo precedente, perché i negazionisti ci sono ancora oggi. I negazionisti ci sono e partono in quarta nel periodo antecedente o seguente al 10 febbraio con la loro attività prolifica, trovando anche un pubblico adatto. Sì, poi diciamo che questa memoria è stata sfruttata, utilizzata in vari modi, ognuno se ne è servito appunto come meglio gli è piaciuto, salvo portare a galla la verità, appunto, perché quello che è mancato proprio il sostegno della nostra madrepatria, ovviamente per motivi che sappiamo, perché noi eravamo la prova, come ha detto Mauro prima, che la guerra era stata persa e quindi era meglio che rimanessero lì nel sottobosco, crescere, però in maniera molto molto contenuta. Siamo venuti via con i fagotti, siamo stati derisi, la storia ci ha lasciato fuori, però proprio con quei fagotti, con quella povertà vissuta, quella povertà orgogliosa, abbiamo vinto la storia. E coloro che hanno parlato di fratellanza, di uguaglianza, invece hanno perso, hanno vinto proprio i nostri ideali di libertà, quegli ideali per cui i nostri hanno compiuto questi atti eroici. Bertolt Brecht disse che povera la patria che ha bisogno di eroi, povera l'Istria, povera Fiume, povera la Dalmazia, che hanno avuto bisogno di tanti infoibati di cui non si conoscerà mai il numero esatto, e di 350.000 protagonisti, loro malgrado, di una diaspora che li ha portati in giro per tutto il mondo. Al di là di quello che si vuole negare, giustificare, ridimensionare, il nostro esodo fa parte di quei progetti di sterminio che ha caratterizzato il Novecento. Però ci sentiamo considerati ancora vittime di serie B. Ancora non abbiamo ancora ottenuto il giusto rispetto, il giusto riconoscimento di questa tragedia. Ancora troppo si tende a buttare tutto in politica. E io ho detto, sono tanti anni che vado a portare questa mia testimonianza nelle scuole. E devo dire che talvolta gli insegnanti hanno trovato difficoltà prima di arrivare alla conclusione, alla felice, chiamiamola felice conclusione, cioè veramente arrivare al traguardo di potermi ospitare.
perché per i dirigenti, appena sentono nominare Esodo, Foibe, no, niente politica, ancora oggi. Posso dire una cosa? No, direi ancora memoria negata, io dal mio punto di vista lo vedrei bene anche oggi. Volevo dire una cosa al professore, perché mi è sembrato molto interessante la sua provocazione, insomma, la sua domanda. L'esempio classico è Magazzino 18 a Trieste. Il Magazzino 18 oggi esiste ancora perché esiste una persona, Piero Del Bello, nato in Campo Profughi, figlio di esuli, che con i denti e con un lavoro strenuo ha difeso quel magazzino dallo sciacallaggio e dallo scempio. Oggi il Comune di Trieste sta realizzando a Magazzino 26 un nuovo luogo di destinazione di parte di quei suppellettili e sta preservando una memoria di valore storico inestimabile. Entrare in quel luogo crea un'emozione fortissima. Ognuno di noi ha a casa sedie, tavoli, e vedere quello che hanno lasciato quelle persone veramente dà l'idea di cosa è stato questo esodo. Persone che hanno portato via cose apparentemente inutili, che però rappresentavano l'unica ancora che li legasse alla loro casa. E allora dico, forse questa memoria è ancora negata, anche se noi non ce ne accorgiamo. Io sono convinto che i vostri studenti oggi hanno sentito dalle vibranti parole di Marisa cose che non pensavano potessero esistere. Questo è il motivo per cui c'è bisogno di questa memoria. E lei ha fatto una domanda che ringrazio, perché ha centrato proprio il punto. Questo è il motivo per cui bisogna fare testimonianza, per cui bisogna mettere per iscritto queste parole, per cui bisogna registrare queste voci ancora esistenti, e sono pochissime, e purtroppo sono solo quelle dei bambini, perché chi è andato via da adulto purtroppo in gran parte oggi non c'è più. Però lei ha detto una cosa giustissima, cioè salviamo oggi quello che si può salvare e rendiamolo fruibile alle persone che non devono guardare con occhi di destra o con occhi di sinistra, devono guardare con gli occhi degli uomini che hanno vissuto quelle epopee e farsi loro poi una ragione e stabilire loro qual è la verità, perché viva Dio, ognuno di noi ha una sua ottica. Però la ringrazio, professor Argiolas, per questa... Grazie a voi, grazie a voi. Volevo dire, memoria negata, non l'ho scritto per me, l'ho scritto innanzitutto per i miei genitori, una storia emblematica di 1000 altre storie. Quindi memoria negata deve restare perché parla di loro. Io ritengo così. Perfetto. Va bene, grazie. Allora forse possiamo passare... Vorrei un'ultima, oggi che è la giornata del donne, la giornata, vorrei dedicare un pensiero d'onore, di rispetto a Norma Cossetto, la ragazza che è stata gettata nelle foibe, dopo viva, dopo essere stata torturata, seviziata, violentata da 17 aguzzini. E in tutta Italia oggi si cerca di dedicare uno spazio a Norma Cossetto, perché è stata nominata medaglia d'oro, e anche qua a Fertiglia siamo in trattative per dedicare un parco a lei. Quindi nel caso anche a Serramanna si potrebbe prendere questa iniziativa. Vi ringrazio. Grazie a voi per questa meravigliosa testimonianza, perché veramente abbiamo costruito insieme una pagina di storia, perché questa nostra trasmissione, questo nostro incontro in streaming rimarrà visibile anche a futura memoria, insomma almeno nei nostri canali social, e quindi veramente vi ringrazio di questo appuntamento ricchissimo. Passo ancora la parola all'assessore Guido Carcangiu e poi salutiamo. Sì, solo 2 secondi per ringraziare di cuore per la loro preziosissima
testimonianza la signora Marisa e Mauro Manca. È stato un momento veramente importante per la nostra comunità, dove tantissimi nostri concittadini sono potuti venire a conoscenza e potranno venire a conoscenza, perché, come ha detto bene Maria Grazia, questa registrazione resterà pubblicata online e quindi moltissimi ne fruiranno dopo. Ringrazio tutte le associazioni, tutte le persone che si sono dedicate per la buona riuscita di questa iniziativa, però vorrei fare un ringraziamento particolare, come ha detto Mauro, per la passione, per l'impegno, per l'applicazione che ha avuto il professor Andrea Cussu per questa serata qua. Fa sempre piacere quando delle persone si spendono in questo modo per un'iniziativa e in questo senso fare l'amministratore è la cosa più semplice del mondo, quando sei quasi trascinato, conquistato dalla passione, dalla voglia di fare e dall'interesse. Quindi ringrazio di cuore Andrea, perché noi abbiamo appoggiato e incoraggiato questo evento, però l'idea appunto è partita da Andrea e dal CPA, quindi ringrazio anche il Argiolas, Pierpaolo Argiolas, e soprattutto ringrazio appunto Marisa e Mauro. Il nostro augurio è di potervi conoscere presto e di poter veramente andare a visitare con un gruppo nutrito di Serramanesi, andare a visitare il vostro ecomuseo con grande piacere, in modo da continuare a braccia aperte in seguito. Grazie ancora, grazie di tutto. Grazie a voi. Grazie a tutti, anche a te Maria Grazia. Grazie Ciao, ancora. grazie ancora. Grazie ancora. A tutti. Arrivederci, buona serata.